Non è facile per me raccontare ciò che ho passato, ma se fino ad ora avete conosciuto Carolina, dopo questo video conoscerete anche me. Partiamo da quando avevo 13 anni, avevo finito la terza media e non avevo voglia di continuare, non mi entrava proprio in testa e quindi smisi, mi fermai e andai a lavorare con mio padre come asfaltista. Ho lavorato con mio padre per ben 4 anni, ho capito cosa significa lavorare, sudare per guadagnarsi qualcosa, fino ai miei 18 anni, quando si è presentata questa ansia. L'ansia mi provocava mal di stomaco, mal di testa, dolori e non stavo mai tranquillo, sereno. All'inizio pensavo che comunque i mal di stomaco erano dovuti a qualche indigestione, qualche stronzata, no? Quindi andai dal medico e ovviamente mi diede la medicina adatta. Però vedevo che questi medicinali non risolvevano la situazione, anzi i mal di stomaco aumentavano ancora. Quindi non riuscivo a capire cosa mi stesse accadendo. I mal di stomaco diventavano sempre più forti e così decisi di ricoverarmi. Mi accompagnarono in ospedale, mi fecero tutti gli accertamenti, feci la gastroscopia e tanti altri esami. Sono stato 4 giorni in ospedale, credetemi, sono stati i 4 giorni più brutti della mia vita, ma non perché stare in ospedale è brutto, diciamo è brutto, però stare in ospedale con l'ansia e non sapere di avere l'ansia è una cosa bruttissima. La sera provavo a dormire e non ci riuscivo. Appena chiudevo gli occhi mi sentivo battere il cuore a 1000 e saltavo dal sonno. E il dolore allo stomaco era sempre più forte. Suonavo 1000 volte la campanella per chiamare un infermiere, per farmi fare qualche calmante, qualche antidolorifico, ma nulla funzionava, nemmeno le siringhe. A quel punto cominciai a preoccuparmi, avevo paura di avere qualche brutta malattia e non riuscivo più a stare calmo. In ospedale capirono qual era la mia situazione e capirono a cosa erano dovuti questi mal di stomaco. Così mi fecero parlare con uno psicologo. Era la prima volta per me, quindi parlare e dire delle mie cose ad un estraneo non era facile. Però in quel momento è stata la cosa che mi ha sollevato di più. Ho parlato con questo psicologo, gli raccontavo di me, della mia vita e che ero fidanzato. Io forse dentro di me già sapevo cos'è che non andava. E una volta raccontato tutto allo psicologo, mi diede conferma di ciò che pensavo. Non ero me stesso. Tutto ciò che facevo lo facevo forzato e lo facevo per gli altri e non per me. Non facevo nulla per soddisfare i miei desideri, ma facevo il contrario. Buttavo sempre me indietro per accontentare gli altri, non dicevo mai di no e mi tenevo tutto dentro, senza mai lamentarmi una volta. E questo è stato l'errore più grande della mia vita. Perché grazie a questo ho conosciuto l'ansia. L'ansia arriva quando tu non hai cura più di te stesso, della tua anima. E quindi l'ansia è un campanello d'allarme che viene a bussare alla tua porta e ti dice: ehi, svegliati, guarda che così stai facendo solo del male. Prenditi cura di te, non pensare agli altri, pensa solo a te stesso. Ma io questa cosa non riuscivo a capirla. Uscito dall'ospedale mi sento ancora peggio. Ritorno a casa e ricordo che c'era la mia famiglia, c'erano i miei amici ed ero arrabbiato con tutti. Avevo una rabbia interna esagerata, anche se vedevo e sentivo parlare mia mamma, mio fratello, qualche mio amico, mi arrabbiavo, mi incazzavo a morte, a tal punto che mi veniva da piangere. E io non riuscivo a capire cosa mi stava succedendo, perché sentire tutta questa rabbia senza un valido motivo mi lasciava sorpreso e automaticamente anche spaventato. Da quel momento in poi inizia il mio periodo di depressione tra ansia e attacchi di panico. Non uscivo più di casa, ormai per me uscire era diventato impossibile. Avevo ogni giorno costantemente dolori al petto. Mi venivano delle fitte qui al petto, al lato del cuore, e mi prendevano anche tutto il braccio. E ovviamente la paura mi portava a pensare che questi dolori provenivano dal cuore. Quindi cominciai un lungo periodo dove avevo tutti i giorni questi dolori al petto
ogni giorno andavo all'ospedale, al pronto soccorso, per farmi fare un elettrocardiogramma, per rassicurarmi, per dimostrare a me stesso che comunque non avevo niente, nonostante ogni volta era la stessa cosa. Sono arrivato al punto che al pronto soccorso non mi facevano nemmeno più entrare, perché conoscevano già la mia situazione, avevano capito che a me era soltanto ansia e nient'altro. Erano giorni bui, chiuso in casa, senza fare mai niente, buttato sul divano a dormire, e se stavo sveglio era solo per mangiare qualcosa. Avevo il terrore di rimanere solo, infatti andavo sempre con mio padre, perché pensavo, se mi accade qualcosa papà ha la macchina, quindi mi accompagna lui all'ospedale. Quindi avevo la paura di morire, paura che mi accadesse un qualcosa di brutto. Se sentivo qualcuno parlare di un episodio di qualche persona che era morta per qualche malattia, automaticamente sentivo di avere io quella malattia. Qualsiasi cosa di brutto che si parlava, sentivo di averla io. Tutto questo è durato circa 4 mesi. Arriva il punto che comincio a chiedermi ancora una volta cosa sia quest'ansia, cosa mi sta succedendo. Quindi ho approfondito questa cosa, ho fatto molte ricerche su internet per capire come si risolve una situazione del genere. Ho capito che l'ansia non è una cosa brutta, l'ansia non vuole farti del male. L'ansia voleva dirmi che dovevo darmi una mossa, che dovevo spronare la mia anima, dovevo fare qualcosa che mi desse soddisfazioni. E così cominciai dalle mie passioni, fino ad arrivare a Carolina. Un giorno ero con mia sorella, decisi di mettermi questa parrucca in testa, che già avevo, buttata così, come niente fosse. Mi metto questa parrucca in testa e mi viene una battuta così, una cosa veloce da fare. Sofia! Vuoi dimmi? Sei il liquido seminale della popolazione. E cioè? Si sfaccimbra l'azienda! Quindi da quel momento in poi è nata proprio questa parola di Carolina. Ricordo che quando misi questo video su Facebook c'erano moltissimi commenti, moltissime condivisioni. A quei tempi erano pochissime le persone che facevano video su Facebook, quindi mi meravigliavo di questo tra virgolette successo che stava riscuotendo Carolina. Leggendo i vostri commenti, leggendo i complimenti, cominciavo a sentirmi molto meglio. Avevo trovato la cosa che mi tenesse occupata la testa, in qualche modo facendomi dimenticare dell'ansia. Giorno dopo giorno ho continuato a fare video senza fermarmi, nonostante l'ansia e gli attacchi di panico continuavano a darmi fastidio. C'era questa Carolina che in qualche modo riusciva ad aiutarmi, riusciva a farmi dimenticare le paure, le preoccupazioni, fino a farmi stare meglio. Ed oggi sono qui a raccontarvi questa mia storia. L'ansia, come allora, fa sempre parte di me, non è andata via e ogni tanto mi viene a trovare, ma non la scaccio, perché oramai ho capito che quando arriva bisogna saperla ascoltare. Ho capito che se l'ansia bussa alla porta vuole darmi una mano e non vuole venirmi contro. Ho capito che se arriva l'ansia devo cambiare qualcosa, vuol dire che sto sbagliando qualcosa, perché in fondo l'ansia vuole che in mezzo a tutto questo casino che c'è nel mondo io chiuda gli occhi per ascoltare ciò che ha da dire la mia anima. Ho imparato tanto da queste sofferenze, da queste esperienze. Non le auguro a nessuno, perché comunque c'è tanta sofferenza e ci sono persone che sono anni che stanno in queste situazioni e non riescono ad uscirne fuori. Io ringrazio Dio per questa cosa, per la forza che mi ha dato, per la strada che mi ha indicato per superare questa bruttissima cosa, per tutte le persone che soffrono di ansia, di depressione, di attacchi di panico. Dovete capire che l'unica strada per uscirne è guardare dentro di voi, non guardare il mondo, ma guardare dentro di voi, perché è la soluzione a tutto. Guardare dentro di voi vuol dire guardare le vostre passioni, le cose che vi piace fare, le cose che vi danno soddisfazioni, gioia, felicità, e voi questo dovete dare alla vostra anima. Cambiate le carte in tavola, scombinate tutto, non abbiate paura di fare un qualcosa che non avete mai fatto. Sconvolgete la vostra vita e vedete che vi sentirete molto meglio. Non cercate sempre di mettere in ordine la vostra vita. A volte
ci vuole un po' di casino e l'ansia questo vuole dirci. Vi ho raccontato quello che ero io e che forse lo sono ancora, ma nonostante tutto sono felice del mio passato e di ciò che mi ha fatto soffrire, perché ho imparato tanto, credetemi ragazzi, ho imparato tantissimo. Ho imparato che il dolore non va scacciato ma va ascoltato. Ho imparato che se il mondo non mi piace, mi basta chiudere gli occhi e immaginarlo a modo mio. Avete scoperto un lato di me che non sapevate. Ovviamente passare da Carolina, Brenzola, Cafuna, Spaccime e tutte le cose varie, diciamo, a me, diciamo che è un bel salto, perché siamo due persone distinte e separate. Io non appartengo a lei non appartiene a me, però nello stesso momento lei fa parte di me. Spero di non avervi fatto la palla con questa mia storia e spero che da quello che ho raccontato posso essere d'aiuto a qualcuno che in questo momento sta soffrendo come io ho sofferto in passato. L'importante è non mollare, guardare avanti e farsi forza. Vi ringrazio per aver guardato questo video e volevo lasciarvi con un video che pubblicai nel 2014, qualche mese dopo aver creato, diciamo, Carolina. Ciao a tutti ragazzi. Prima di iniziare a fare video su Facebook, io non avevo un sorriso. Soffrivo di ansia e di attacchi di panico. Ogni mio giorno era uguale all'altro. Vivevo l'inferno. La depressione non mi dava modo di vivere la vita come volevo. Mi impediva di fare tutto ciò che mi piaceva fare. E se ci provavo, gli attacchi di panico venivano a trovarmi. Finché il 26 giugno decisi di aprire una pagina e pubblicare dei video che già avevo sul computer. La pagina cresceva velocemente. Molte persone mi facevano i complimenti e ciò mi faceva stare meglio. Quei pochissimi commenti che ricevevo mi facevano sentire utile in questo mondo inutile. E così giorno dopo giorno mi svegliavo con il solo pensiero di fare video. L'ansia cominciava a sparire e gli attacchi di panico anche. Mi sentivo rinato, avevo ripreso il piacere di vivere. Adesso leggo dei commenti in cui mi ringraziano per i sorrisi che regalo. La verità è che il sorriso che regalo a voi ogni giorno è quello che voi avete donato a me senza saperlo, e per questo io non smetterò mai di ringraziarvi. La mia vita era finita e grazie a voi io sono uscito da quella brutta malattia chiamata depressione. Mi avete regalato un nuovo sorriso ed io vi sto solo ricambiando il favore di avermi fatto ritornare a vivere. Grazie.